L'ultimo segnale l'ha dato Alitalia, che ha raddoppiato da 2 luglio il numero dei voli da e per Roma. A quello già attivo alle 15.25 è stata aggiunta la partenza dal Marco Polo delle 6.50 e il ritorno dalla capitale alle 21.40. A questo va aggiunto anche il numero dei voli giornaliero dell'aviosuperficie veneziana, che ha raggiunto quota 50 con un aumento dell'88%. Numeri importanti per Treviso, che su questa scia potrebbe riaprire prima il Canova di San Giuseppe. Ufficialmente bocche cucite in Air 3, con conferma di ottobre per il ritorno dei primi atterraggi, ma i ben informati indicherebbero già da settembre i primi charter, anche su pressione di alcune linee low cost convinte che lo scalo trevigiano sia più interessante per la loro clientela. Tramonterebbe quindi l'idea di convertire il Canova in aeroporto merci, pur considerando la vicinanza di tangenziale autostrada, ma anche di un possibile scalo ferroviario. L'ostacolo principale e a quanto pare insormontabile starebbe nei voli notturni, impossibili da proporre ai cittadini che vivono e dormono attorno alla pista di decollo e atterraggio. Riapertura anticipata significherebbe anche avvio celere dei lavori già in bilancio Save, tra questi il primo è il sovrappasso pedonale sulla Noalese, uno dei cantieri dell'investimento da 53 milioni di euro già garantito al sindaco di Treviso Mario Conte dal numero 1 di Save Enrico Marchi.